Scatman's World. Bella raga, ciao, ciao a tutti, dal Commendatore Veneziano, sono stati su Motorsport Manager e adesso vediamo di sistemare un po' il discorso sponsor. Ok, allora qua abbiamo due offerte. L'abbiamo già fatta in Russia. Allora qua prendiamo per 3 gare pagamento in anticipo 0, bonus 700. Ok, devo andare a questo tedesco, visto che ho anche la gara qua. Accetta offerta. E arrivano bei soldoni. Perfetto, e mi mette anche lo sponsor nuovo. Molto good. Qua invece Russia Jet Airways, una compagnia aerea, e Big Dough. Pagamento in anticipo 10 gare però. Per avere i soldi subito in questo momento mi servono troppo, perché voglio già sviluppare comunque la monoposto. Guarda che figata, tutti gli sponsor, comunque voglio cambiare anche il colore. Qua ne ho solo una. Questa qua. E qua 9 gare, accetta offerta, però non ho nessun pagamento in anticipo. Ok. Perfetto. E allora, come nessun lavoro in corso. Il cambio. Ma me l'ha fatto o no? No, forse non l'ho montato allora. Fammi vedere. No, forse l'ho già montato. Aspetta un attimo, ragazzi. Momento di panico comendiano. Allora, monoposto. Cambio, eh sì, ce l'ho. È migliorato. Ok, va buono ragazzi, dai. Adesso che siamo ancora all'inizio, devo prendere la mano con certe cose. Il prossimo Gran Premio a Monaco. E niente, devo andare alle prove libere per capire un po' l'assetto. Però per la prossima gara, oltre al cambio, sono cruciali anche le sospensioni. Allora, vediamo un attimo le sospensioni, se possiamo migliorarle sinceramente. Curve medie velocità più 10, affidabilità più 10, curva più 20, zona rossa meno 10. Allora qua siamo messi bene a prestazioni, ma possiamo migliorare assolutamente l'affidabilità. Quindi possiamo fare questo. Perfetto. Buono. E monta. Vabbè, qua non ho un cazzo da montare. Chiaramente. Migliora componenti. Ok, la livrea mi costa 500. Modificarla per il momento aspetto, però la cambierò sicuramente. Allora ragazzi, boh. Monaco, previsione, sereno prove libere e sereno in gara. Gomme disponibili, soft, medie, intermedie e wet. Allora, devo scegliere uno sponsor, allora. Qua non lo so, proviamo ottavo superiore. Componenti. Qua abbiamo montato tutto. Ok, quindi chiaramente la macchina di Antonov è più forte, assolutamente. Perfetto, quindi montato sospensioni e cambio ad Antonov. Accelerazione cruciale, curve cruciali, ok. Consumo gomme molto basso e carburante molto basso, quindi possiamo comunque spingere di più perché si consumano poco le gomme e il carburante. Possiamo andare in prova libera? Vai, che figata! Andiamo in Germania, a Monaco di Baviera, seconda tappa, ragazzi. Seconda tappa del mondiale. E si gode. E si gode, ragazzi, sicuramente le prove libere non le facciamo vedere, cerchiamo di trovare il setup migliore, speriamo, perché dobbiamo arrivare almeno ottavi per avere lo sponsor, voglio i big money, ho bisogno di soldi perché voglio potenziare alla grande la scuderia e poi cambiare anche pilota perché Vanana mi sta sul cazzo. Prove libere, cielo, sì, sereno però con un po' nuvoloso. Ok, sessioni, noi cani divisi in 3 sessioni, le qualifiche non ci sono, le qualifiche in questo campionato e la gara, vabbè, sappiamo. Seleziona piloti.
Allora, qua possiamo provare anche il pilota di riserva, proviamo, infatti, voglio vedere se Simone Santore, però è una donna questa. Ho capito. Ricevuto. Va bene, allora. Adesso qua dobbiamo provare un po'. Vabbè, ragazzi, ci becchiamo dopo per capire un po'. Comunque penso che selezione pilota sarà sicuramente Simone Santore. Allora, Sergi e la fanciulla qua. Ok, setup adesso valuto. Ok ragazzi, le prove libere sono finite terzi e quarti. Secondo me abbiamo trovato un buon setup, speriamo bene, addirittura con le medie Antonov. Ok. Va bene. Chiaramente qua, praticamente da quello che ho capito, la gara si svolge così, cioè in base alla classifica, tipo il primo parte ultimo in gara. Funziona così qua. Per dare forse più equilibrio, non lo so. Gara, domenica, tempo così, variabile. Almeno ottavi, fioi. Allora. Slot. Beh, cazzo, sì. E qua? No, vabbè, basta. Ok. Allora sarà Vananen. Ok. Setup. Bene, dai, non male, non male. Non male, abbiamo scelto un setup corretto. Strategia pilota. Tu. Allora, Anton, devi partire. Abbiamo detto che il consumo carburante qua è meglio. Allora partiamo al massimo e alta. Invece voglio rischiarla tutto al massimo con lei. Perché con lei, chiaramente, il secondo pilota, voglio anche rischiare. Selezione gomme. Ma non possiamo cambiare le gomme. Aspetta. Come faccio a selezionarle? Momento di panico. Forse non posso. Questo non capisco il perché. Tu. Sono andato meglio con le dure, cazzo. Con le medie, però non me lo fa se non capisco il perché, sinceramente. Questa non la capisco, ecco, non capisco il perché. Ah, ok, perfetto. Vai, voglio partire con le medie con lui, che ha fatto un tempo migliore. 12 giri, ok. Conferma. E la Vananen. Si è trovata meglio anche lei con le medie, però. Però con lei rischio le soft. Chiaramente devo fare due strategie diverse. Benzina sempre a cannone. Ok. Seleziona i bonus della sessione per continuare. Ma li ho selezionati, cazzo. Ok. E qua? No, scusa un attimo. Ok. Conferma. Questo posso fare, eh? Dov'è cosa sto sbagliando? Ah, ok. Adesso me lo dà. Ma scusa, ma o sono rincoglionito io e può essere. Ah, ok, benissimo. Vai. Dai, fioi, spacchiamo il culo adesso, eh. Speriamo bene. Ciao. Dembélé in testa, noi partiamo quarti con la Vananen perché è indietro. E invece il nostro stronzone parte 17esimo. Ok. Vai che si parte, signori. Vai! Gran Premio di Monaco. Germania. Vediamo Vananen che è terza.
Strategia aggressiva per la Vananen, chiaramente. Perde posizioni Antonov. Adesso staremo a vedere. Antonov è un po' in crisi, il piccolo Antonov. Mamma mia, 19esimo ragazzi, non è partito bene seconda Vananen. Ok. Vananen è terza, Antonov addirittura ultimo, problemi per Antonov. Bene, si parte subito a cannone. Sarà dura ragazzi. La Vananen è terza. Antonov veramente in difficoltà. Dai Antonov, dai cazzo però. Dirò veloce di Ciu comunque. Problemi di Antonov che non riesce proprio a tenere il ritmo. Vabbè, vediamo dopo la gara ancora lunga, però ultimo così non me l'aspettavo. Banana in quinta. Devo stare almeno nell'obiettivo, almeno ottavo devo rimanere comunque. Possiamo spingere forte perché comunque qua il consumo è basso. Antonov 19esimo in grossa difficoltà il piccolo Antonov, adesso di nuovo 20esimo. Antonov non gira, purtroppo Antonov non gira con le medie. Eppure ha fatto un gran tempo in prova libera, eh. Cosa possiamo... vabbè, sono contento per te. Banana in quinta. Abbastanza tranquilla per il momento. Dai Antonov, devi pompare, cazzo. Però gli altri con le medie, Gerard gira bene, Marchetta anche... Boh, dopo Antonov che è in difficoltà. Ok, Antonov sta tentando di recuperare, cioè bisogna anche stare tranquilli, la gara è lunga, siamo al terzo giro su 29. Possiamo velocizzare anche un po', Vanana in quarta intanto. Tempo previsto, ok, la pioggia forse alla fine. Aspetta un attimo. Ma che... Ah, che cazzo, problemi. Problemi, l'alettone è andato. L'alettone è andato, pit stop. Dio Cristo però, che sfiga. Oh. Devo fare una strategia così adesso. Non ci voleva proprio questa. Non ci voleva proprio, ripariamo. Dio santo. Vabbè. Bilanciata e ok. Sfortunatissimo Antonov. La Vananen invece per il momento tiene. Incidente per Antonov, non affanculo va. Con Jodsteer, sto rincoglionito. La Vananen gira bene. Mancano 25 giri. Dai Vananen, su, tanto c'è il cara di sosta ai box. Ok, tutto a posto, perfetto. Ok, mi fa piacere. Adesso occhio alla Vananen. Pit stop, andiamo di dure. Carburante sempre al massimo. 12 giri, ma vabbè, possiamo permettercelo. Condizione dei componenti a posto. Strategia bilanciata, vai! La Vananen nel prossimo giro la mandiamo ai box. E invece il povero Antonov è veramente nelle retrovie. Mamma mia. Crisi nera per Antonov. Seguiamo però la Vananen che è lei che ci può regalare qualcosa. Le gomme sono andate le gomme per la Vananen. Ok. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Errore, Cristo. Errore nel rifornimento. La Vananen, safety car.
Safety car, calma. Incredibile, safety car. E allora possiamo abbassare tutto, perché tanto siamo in regime di safety car. E anche lui abbassiamo. E ok. Vai. Proprio giusto quando sono entrato ai box, questa ci è andata bene. Non possiamo mandare i box Antonov, non ha senso. Incidente Gerard fuori. Ok. Safety car. Il Gran Premio di Monaco. Ok. Siamo noni. Ottavi. Quarti, perfetto. Ma dov'è la safety car? Voglio capire dov'è però. È ancora là, ok. Adesso così possono risparmiare alla grande carburante. Molto bene, questo ci voleva proprio. Abbiamo comunque la banana in quarta già con la sosta. Ottimo. Very godo. Vediamo com'è fatta. No, eccola qua ragazzi. Ciao Fioi. Antonov 17esimo. Dai Antonov, muoviti verso il garage. Ok. Vai. Perfetto. Vai. Comincia a piovere signori, comincia a piovere. Ma chiaramente non... prima di mettere le gomme da intermedi ci avrà molto tempo. Vai, adesso la banana deve spaccare culi, eh. Leggera pioggia, mamma mia Fioi, che gioco. Siamo tutti con le medie tranne i Bounchamp che ha le soft. La safety car è pronta a rientrare. La pioggia, l'umido, poco umido, non mi preoccupa questa umidità, non mi preoccupa. E ricomincia la gara, vai Vananen, ti prego. Regalaci qualcosa di bello Vananen. E 16esimo Antonov, bravissimo. 20 sta idiota spagnolo. Vai Vananen, terza la Vananen. Attenzione. Montiamo le intermedie. No. Ancora no. Il ritmo c'è signori, il ritmo c'è. La Vananen è seconda. Appena dal panico. Ok, Gerard fuori, l'unico ritirato per il momento. Antonov 15esimo. Arbeloa, drive thru per Arbeloa. Ciao Fiore, ciao. Che quanto me lo godo sto gioco. Terza la Vananen, nessuno cambia le gomme. 13esimo Antonov. Seguiamo la Vananen che sta cercando di superare Dreyfus. Non poteva superarmi in quel punto. Dilemma, ancora! Ma Cristo santo però. Guarda che roba, mi stanno distruggendo Antonov, Cristo di Dio. Mancano ancora tanti giri. Io la continuo così, sinceramente. E le gomme. Vai di medie. Vai. Vaffanculo però. Il sorpasso. Drive thru. No, non ci credo, drive thru. Ma no. Ma anche a lei, ma Cristo santo. Ma che sfiga, oh. Non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Sfiga devastante. Pazzesco. Ok. Vabbè, adesso le cambio tanto, Antonov. Qualcuno mette l'intermedia, ma non è il caso. Come esce la banana in 15esima, se devo attaccare purtroppo. Mettiamo al massimo e alta, dai.
Ti ho detto di no, non è ancora il caso di montare le intermedie. E qua la... No, non rompere il cazzo. Proviamo così. Sarà durissima però, eh. Drive thru, ma allora come lo deve fare? Ok, drive thru per la banane. Sì, ma voglio fare un reclamo, però non è possibile, Cristo santo. 19esimi, 18esimi, crisi nera, signori. Incredibile, incredibile. Pazzesco. Non riusciamo a tenere il carburante, però siamo 18esimi, 19esimi, veramente un one disaster. Dai, cazzo, dai, Van Halen, ti prego. Bloccaggio per Edoardo Melo. Adesso tra un po'. Penalità per Luigi Marchetta. Guarda che casino sta gara, fai piena di incidenti. Vediamo cosa, che problema ha. No, non faccio un cazzo, non rompere i coglioni. Ora la Van Halen deve cominciare ad attaccare adesso di nuovo. Che sfiga però. Qualcuno sta girando bene con le intermedie però, eh. Vediamo. Girano bene. Ora Antonov. Tra poco mi va i pit stop. Comunque la Vanana in 13esima con le intermedie, con le medie intanto, eh. Non lo so, non lo so. Potrei provare con A sto punto dovrei provare con Antonov. Va bene così. Non preoccuparti. Addirittura ci sono i beep, ragazzi, cioè è pazzesco. Lo so che consuma le stelle, non preoccuparti. Banana in 12esima. No, no, non le metto, non esiste, non le metto le gomme da bagnato. Cambiamo qua di Ando, 12esima Vanane, almeno ottavi, fioi. Cristo santo. Ok, siamo al giro, 10 giri mancano, 10 laps. 11esimi e 14esimi, dai. Ho anche un drive-thru, che sfiga, oh, però, mamma, veramente una sfiga clamorosa. 5 giri, 4,43. Dai, Van Hanen. Ok. Abbassiamo un po' bloccaggio per la Van Hanen, che sta rischiando tutto, chiaramente. Nono posto, 13esimo per Antonov. Ok, le gomme se ne stanno andando. Sì, sì, adesso tra poco andiamo ai box, vecchia mia. Ci devo pensare che gomme mettere, mancano... Decima e 11esima, bravi ragazzi, con consumo carburante ancora possiamo tenere per poi tentare tutto con le super soft, cioè con le soft. Non rompere i coglioni. Allora, pit stop per la Van Hanen. Allora, opzioni carburante. Ok, carburante, siamo tranquilli. Teniamo un po' di più e spingiamo al massimo di più. Condizioni, no, non possiamo cambiare, devo rischiarla. Strategia pit stop bilanciata. Scelta gomme. Vai di soft. Speriamo sia giusto. Mamma mia, mamma mia. Comunque mandiamo le pit stop ai box anche lui. Io non rischio assolutamente. Anche per lui le soft. Carburante. Perfetto. Strategia bilanciata.
Ok, qua... No, io la rischio, Fioi. Non mi interessa un cazzo. Allora, Lavananen. Ok, spit per Lavananen. Dai, Vananen, su, Cristo. Problemi nel rifornimento con Antonov. Alta. E così. Vediamo cosa riusciamo a combinare. 15esimi, 14esimi. Vediamo con le super soft. Ma la vedo dura. E poi negli ultimi giri attacchiamo al massimo. E preghiamo, signori. Anche se la vedo dura sta gara, la vedo molto dura. Ok. Vabbè, possiamo spingere. E possiamo spingere anche se la macchina di Antonov è presa veramente male. L'ottavo posto ce lo sogniamo, figlio, da fare un miracolo. 15esimi e 13esimi, la Vanane proprio non ce la fa. Vediamo Antonov se è in lotta. 5 giri alla fine. Troppi problemi sta gara. 19% ignoriamo. L'è dura, signori, l'è molto, molto dura. Lo so, ma ormai è finita la gara. Possiamo spingere. 12esimo Antonov e 13esima Vananen. Lo so, non preoccuparti. Stanno lamentando delle gomme, ma ormai è finita, dobbiamo spingere. 12esimi e 13esimi, lontanissimi dall'ottavo posto. Sporo già è fortissimo, Fei. Condizione delle macchine un po' pietosa, ma non posso certo rischiare adesso di cambiare i componenti. Finisce così la gara, ho paura. Speravo in qualcosa di meglio. Vabbè. Devo sperare in qualche ritiro degli avversari, in qualcosa, ma... Le gomme stanno morendo, ma devo attaccare a cannone se voglio avere una minima chance. Sempre 13esimi e 12esimi. Dai Antonov, dai Antonov. Le gomme sono finite, problema meccanico, ritiro per Antonov. Ritiro per Antonov, problemi meccanici. Banana in 12esima, Antonov ritiro. Questo è anche da rischiare. No good, Fioi, no good sta gara. Adesso devo capire in sede quali sono stati i problemi e capire il perché è andata così. 12esimo posto. Speriamo almeno di finirla a sto punto. Speriamo di finirla. E finisce qua, ragazzi. No, ancora un giro, cazzo. Vabbè, tanto cerchiamo di preservare. Le gomme sono finite. Vananen 11esima. Le gomme della Vananen sono finite. Peccato per il ritiro di Antonov. Cerchiamo di finire almeno 11esimi, ragazzi, per piacere. 11esimo posto per la Vananen. Nessuna regola infranta. E nel drive-thru che mi sono preso. 10 punti ho preso con la Vananen e 2 con Antonov. Obiettivo mancato, questo è il grosso problema. Antonov 13esimo nella classifica, 19 punti, la Vananen 15esima con 14. Costruttori, settimo posto. Vabbè, devo migliorare soprattutto costruttori, fioi. Ok, Gerard potrebbe cambiare lavoro e cominciare a consegnare le pizze. Sicuramente avranno a fare meglio, sì. Complimenti a voi.
Buono raga, finita la seconda gara poteva andare meglio, però dobbiamo anche, cioè forse giocare sempre con la velocità veloce, è chiaro che però dopo i video diventano lunghi, io li divido in due parti, scegliete voi se fare un video più lungo o dividerlo in due. Cambiamenti, il morale scende un po', però miglioriamo alcune cose. Rapporto col meccanico meno 15, vabbè. Ok. Gli introiti sono arrivati, però perfetto. Buono raga, un saluto dal no, questo è il podio dell'Asia Pacifico. Potevamo fare meglio, cazzo, vaffanculo. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano, prossima tappa a Milano, quindi gara di casa per il Cume. Sono lo sponsor, cioè il presidente è un po' meno felice. Raga, un saluto dal Comendone Veneziano. Ciao!